Quest'anno, il 9 ottobre, ad ospitare le celebrazioni per la Giornata Nazionale degli Infortuni sul Lavoro. Qual è la sensazione e che luogo è stato scelto in particolare? La sensazione è quella di un profondo orgoglio, perché Fiume Veneto è stata scelta dopo Catania, dopo La Spezia, dopo le altre città, prevalentemente in genere capoluogo, come sede nazionale per questa cerimonia. È importante la battaglia che Anmil porta avanti quotidianamente e la cerimonia è certamente un momento importante che ce lo ricorda, però la battaglia è quotidiana, quella del cambio di mentalità, quella del cambio, quella della ricerca di una consapevolezza dell'importanza della sicurezza nel lavoro. Quest'anno, il 9 ottobre, la cerimonia si svolgerà presso la Klaber, una realtà storica del nostro territorio che ospiterà appunto la cerimonia sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e l'occasione sarà quella di ricordare non soltanto l'importanza di questo tema ma anche certamente le vittime degli infortuni sul lavoro, le vittime fiumane e da ultimo purtroppo Marco Celant che ci ha lasciato giovanissimo con due bimbi piccoli, ci ha lasciato proprio l'anno scorso. Quindi per noi è importante questo tema anche per la vicinanza che c'è nel territorio, per quello che è accaduto negli anni nel nostro territorio, ma sarà importante anche portare un messaggio alle scuole perché capiscano, perché imparino l'educazione della tutela e della prevenzione. Noi ci teniamo che venga fatta una vera formazione e con la presenza dei nostri testimonial che danno un impatto molto emotivo a tutti i presenti quando lui nei 15-20 minuti racconta la sua storia. I giovani devono, prima di iniziare a fare certe attività, devono rendersi conto effettivamente della percezione del rischio e una formazione efficace e adeguata. Il ragazzo che è morto, no, Lorenzo, qui a Udine, il papà era un nostro socio, era invalido, quindi perché subito nelle scuole si era cercato di strumentalizzare questa, invece proprio il padre ha scritto una lettera dicendo che è uno strumento validissimo l'alternanza scuola-lavoro e quindi di continuare perché per i ragazzi è molto importante questo percorso.